Per la cattedrale di San Gerlando il tempo sembra essersi fermato a quel 25 febbraio del 2011, quando venne chiusa al culto per il rischio crollo. Da allora sono trascorsi 6 anni, 3 mesi e 22 giorni, lo segna il cronometro appena installato nel portale dell'Arcidiocesi di Agrigento, una sorta di contatore che mostra l'agire lumaca della politica e della burocrazia. L'iniziativa ha fatto registrare una grande mobilitazione, sono già più di 10.000 i like sull'orologio, sui social si sono scatenate reazioni e commenti. Se l'obiettivo era quello di coinvolgere il territorio, missione certamente compiuta. La forte spinta popolare è arrivata e continuerà a farsi sentire, ma quella che serve, che necessita, è una azione incisiva della politica e delle istituzioni, ed è proprio su questo che fa leva Don Giuseppe Pontillo, parroco della cattedrale, direttore dei beni ecclesiali, perché l'attenzione, spiega, non va rivolta solo al Duomo, per il quale l'Urega a breve spererà la gara per l'affidamento dei lavori di messa in sicurezza, ma all'intero colle. E in questa ottica, aggiunge padre Pontillo, l'amministrazione comunale di Palazzo dei Giganti deve fare pressioni sulla classe politica regionale, deve fare da pungolo. Stesso discorso vale per tutti gli altri esponenti politici del territorio. È inutile che si facciano proclami, qui servono risposte concrete e immediate, osserva ancora padre Pontillo. E nei giorni scorsi aveva preso posizione il segretario provinciale della Guildi di Agrigento, Gero Acquisto. Spero vivamente che tutte le istituzioni politiche finalmente possano avere un atto di responsabilizzazione e di intervento serio per dare nuovamente una speranza a tutti gli agrigentini. È chiaro, sono ancora le parole di Gero Acquisto, che un capoluogo di provincia che si candida per la corsa di capitale della cultura nel 2020 non può avere uno dei simboli più importanti, la cattedrale, chiusa. È semplicemente inaccettabile. Il clero agrigentino ha più volte spiegato che la situazione è peggiorata, adesso c'è una crepa che si è allargata di 2 millimetri, non lascia presagire nulla di buono. Vogliamo capire bene il motivo di tutti questi ritardi e da chi sono causati, ma a distanza di tutti questi anni non possiamo che condividere quello che ha dichiarato Don Giuseppe Pontillo, che finora la politica e la burocrazia sono stati solo un freno, conclude Gero Acquisto.